Se nel quartiere 25 aprile i lavori sono partiti e tutto fa presupporre che verranno portati a termine, a San Vito si respira ancora aria da tripla in schedina per il destino del progetto di costruzione di un'ecopiazzola di Etra. Il cantiere è subordinato all'arrivo del via libera da parte del genio militare che ha effettuato qualche giorno fa la bonifica bellica. L'attesa è snervante e, appunto, ogni tanto i nervi saltano e ne viene fuori qualche baruffa fra cittadini, politici, amministratori ed enti vari. Un rischio che il precedente consiglio di quartiere, forse subodorando odor di tempesta, aveva preventivato già mesi fa, scegliendo di rassegnare le dimissioni prima del voto, proprio per evitare di politicizzare la faccenda. E avevamo detto per non far cadere il Consiglio di quartiere in mezzo alle beghe politiche, di tenere fuori la politica come abbiamo sempre fatto del Consiglio di quartiere e ci saremmo attivati con la nuova amministrazione a luglio, cosa che ho fatto con il sindaco Finco, che si è adoperato fin da subito a luglio, e successivamente anche col capogruppo Giunta per cercare di spostare la piazzola nella caserma Fincato. Fra visite trasversali di consiglieri comunali a Etra, risposte lapidarie della multi-utility che chiudono la porta a ogni speranza e commenti politici che invece riaprono quella porta, a San Vito tutti restano con il fiato sospeso. Ma lo stesso presidente del consiglio comunale lascia intravedere uno spiraglio, per quanto striminzito. Abbiamo dei margini molto stretti, per quanto ci risulta non sono ancora conclusi tutte quante le speranze di spostarla e ci stiamo attivando per questo fine. Piazzola o non piazzola, Etra ha promesso che sul versante del porta a porta non cambierà nulla e a chi ha a cuore il quartiere non piace vedere rifiuti abbandonati come viene, come questi materassi lasciati accanto al cassonetto della raccolta di abiti usati con tanto di biglietto per Etra. 2 volte all'anno le utenze hanno diritto a un asporto di 5 ingombranti davanti a casa. Chiamando Etra al numero verde 800 247 842, si chiama Etra, Etra viene a prendere gli ingombranti. Abbiamo visto a San Vito dei materassi vicino ai punti gialli della Caritas, adesso qualcuno dovrà attivarsi per andarli a prendere con costi ulteriori che cadranno sui cittadini.